montana di oggi che cosa dovremmo dire? Ma è una diciamo, una fotografia che ci dice, in sostanza che l'agricoltura montana ha un presente e anche un futuro. Si devono però risolvere alcune criticità. Io penso che il tema dei grandi carnivori, per esempio, sia un problema importante. La presenza del lupo e anche dell'orso, sta mettendo in difficoltà soprattutto il settore, zootecnico. Però a parte questo ci sono anche delle grandi opportunità, perché penso che il cambiamento climatico fa sì che alcune zone montane che prima non erano vocate all'agricoltura lo saranno, lo sono già e in parte lo saranno. Penso anche addirittura ad alcuni vigneti, ma senza parlare dei vigneti penso anche a tante altre produzioni, al fagiolo tipico di Lamon, al miele che viene prodotto nei nostri Dolomiti, appunto al nostro latte, ai nostri formaggi, all'agnello dell'Alpago, insomma a tante tipicità che abbiamo, ma anche a coltivazioni, ripeto, che oggi possono trovare, diciamo, sfogo anche in alta montagna.